dessa città di De Gasteddu e dessa storia, dessa Sardigna dell'Ottocento, dessa Sardigna in epoca sabauda, si sono spostati in una bida non pitica, che è stata preso manco una mezz'oretta dessa città di De Gasteddu. Questa bida dinanta San Rocco. San Rocco non si da conoscevo pruschidotto po' sa questione dell'industria. Però de pesisciri che a primo dei anni 60, che tutti anni a onde comincia a nascere l'industrializzatura non scetti in San Rocco ma già in tutta la Sardegna, dove era oggi un luogo bello ancora doiari, ma che vivia da già esclusivamente de prodotti dessa messaria. Se sono un piso dunque in San Rocco, con noso Luca Tolo, Luca è assessori dell'amministrazione comunali di San Rocco e in proso è stato autore di un libro che bessiu de Vago che dinanta e storie e identità di San Rocco. Dunque grazie a Luca. Grazie a tu. Se uso a intruso dei localisi di un luogo che è emblematico, poi non c'è tipo Narauso San Rocco, ma già è prodotto sa Sardegna de Giossu. Luca, devo comincio subito a dire, che succede quando l'industrializzazione è arrivare noi, o meglio, a primo delle industrializzazioni, poi a San Rocco via da aici importanti post economia della Sardegna de Giossu. Naraso Casarrocco via da un territorio fertile meda, poi chi pensavo che finza in su Mesuevo de 11 bidas de saguratoria de Nora, 5 vianta in su territorio de Sarrocco. Sarrocco Buru, perché Sarrocco ci via da vinza in su Mesuevo, non è una bida nascia de Pago Secolo. E questa cosa dessa terra che via da fertili meda, via da di ci vinza quando è arrivata l'industrializzazione, poi San Rocco via da connota in tutta la Sardegna, poi Spirasa, poi Matasa de Virasa, che si pensa che i sbarcaioli che ci viene a Foggi in supporto, che poi è un porto industriale, in Sara prendiamo tutti i snaisi de Birasa, poi da bendi in tutta la Sardegna per da portare in supporto commerciale di Castello. Dunque San Rocco via da connota po San Laurera, po San Messaria, po prima da finza a Ortus de importo. E stati importanti che are bius arribu de due famiglie nobili de importo umano in sa Sardegna dell'Ottocento. Se sono questioni de Issiotto e de manca di Villermosa. E si vuole risinare a pizzus de queste due famiglie e sa relata che denianta con questo luogo. Questo luogo è da parte delle proprietà di questa famiglia Ziotto, una famiglia che veniva da Castello ma via da originaria di Orani, su Don Peppico Ziotto, questo dell'Ottocento, poi fino a suo nipote via da Don Peppico, e da comprare un meta territorio in questa bida, poi può fare un investimento poi sul territorio via da fertili. E a postesi di questo investimento hai da fraigare questa domo bella, questo palazzo signorile, che è stato fraigato in capo del Sottocento e antispacciato da fraigai sul 1912. Dunque questo è proprio un esempio di un edificio signorile in Sarasa. E poi è di proprietà del suo comune di San Rocco, portato in antisi fainas culturali, come questa bella mostra che oggi ci convida, no? Certo, appoggiai più che una cosa, di punti fotografie, a Inasa, che si conta una storia importante, proprio questa storia di una bidda a ricca meda, che
ancora oggi sta ricca, poi basta le si castiai in giro, pobiri patenti mannus, acqua, giardinus, ortus, però mi ha sempre affascinato, l'ompendi me noi, proprio sa villa che dinanta Villa Dorri. Non rasica alcuna cosa a pizzo su de questo luogo. Questa Villa Dorri da un'altra Villa Reali, poi i Savoias, Meda Bortas, andando in Goni, poi vai in Arauso in vacanza, così vasiai. E poi Stefano Manca di Villahermosa, fia da amico dei Savoias. Narasu Puruga questa buru via da un esempio di un'azienda agricola e Vinzas Valéry che via da uno scrittori, viaggiatori e tutto quanto di questo tempo ha scritto pagine di adesso di importo a pizzo di Stefano Manca di Villahermosa e dessa capacità di tenia di portare in antisi un'azienda moderna e tecnologica può pensare se sono questioni di sottogento, no? Certo. Castiai, deo pago bortas e mi pongo a fare preconanzia de vidas, per me la Sardegna è tutto bella, de Capo e Giosso a Capo e Susu, però dovunti bidas che secondo me di questa maniera culturale e turistica non funti narasu pubblicizzata a mera. E io mi intendo designare telespettatori si bene a visitare questo luogo. Se questione di Villa Siotto esagattai ancora esaposentus de singizio de su Nocentus, pinturas, e sti proprio un viaggio in su tempus de sa Sardegna de singizio de su Nocentus. E in plus esabiri un parco de sprubellos de tutta sa Sardegna de Giosso. Noso si torna su grazie, continui a seguire e torna su grazie a Luca Tolo che si ricombirà in questo luogo e bello. Grazie a voi per essere venuti in noi e per questo convito, Manno. Grazie a te.